Nella scuola e nel lavoro si è riformato molto e bene e si è andati verso la semplificazione alla vita del cittadino. Certo che di riforme si deve continuare a parlare, in particolare in un momento di grande difficoltà quale questo. Continuare nella strada delle riforme è il messaggio che noi abbiamo dato quando ci siamo candidati ed è quello che gli italiani si aspettano anche nei momenti di difficoltà. Lei in questo momento si sta concentrando soprattutto sulle politiche del lavoro, ha utilizzato anche toni perentori. Ecco, anche qui a che punto siamo? Perché è la priorità per la vita di ciascuno. Lavoro significa avere sicurezza, lavoro significa avere speranza per il futuro, significa aiutare le nostre imprese. Io credo che questo debba essere il tema prioritario per la vita di una regione che proprio sul lavoro ha costruito il suo benessere, la sua ricchezza e il suo sviluppo. Questo significa in un momento di difficoltà fare dei sacrifici, tutti insieme. Noi abbiamo provato a farlo dando dei messaggi anche alla politica, soprattutto alla politica, perché potremo essere credibili solo nella misura in cui questi sacrifici graveranno prima di tutto su noi stessi. E quindi possiamo dire che la tematica del lavoro è una tematica che deve essere nell'agenda politica di un centrodestra. Lo è stata fino ad oggi e lo sarà ancora. Il Popolo della Libertà si è candidato parlando di grandi temi del lavoro, di grandi riforme legate al mondo del lavoro e anche i momenti di maggiore difficoltà economica hanno visto una grande coesione sociale in Veneto come in Italia, perché abbiamo saputo comprendere quelle che erano le esigenze. Questo significa in questo momento in particolare non mollare questa linea, significa intercettare i fabbisogni delle imprese, significa dare risposte ai tanti non garantiti, perché il vecchio mercato del lavoro escludeva i giovani, escludeva chi di garanzia non aveva, escludeva le piccole imprese dalle casse integrazioni. Noi queste cose le abbiamo cambiate. Ora il futuro ci impone di continuare a comprendere che è sul lavoro che noi fondiamo la forza dell'Italia, è sul manifatturiero di qualità, è sul Made in Italy, è sul fatto che questa nostra straordinaria terra debba essere in grado di avere tutto il sostegno dalla cosa pubblica, prima di tutto liberando anche da alcuni vincoli e alcune fonti normative che sono particolarmente pesanti, quello che è invece il dinamismo sociale.